Consorzi di bonifica sotto accusa dopo la strage causata in Sardegna dal nubifragio. Non servono, secondo l'Unione delle Province Italiane, tanto che ne hanno chiesto l'abolizione in una proposta di legge, denunciando che gran parte dei fondi è destinata alle spese di funzionamento dei consorzi e solo una minima parte ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubbliche. Una posizione sostenuta anche dall'ADUC, l'Associazione Consumatori, e sulla stessa lunghezza d'onda anche la CGIA di Mestre, che si affida come sempre ai numeri e denuncia che dei quasi 44 miliardi di euro all'anno di tasse ambientali solo l'1% è destinato alla messa in sicurezza del territorio, ossia tutta quella sequenza di imposte spesso sconosciute che paghiamo quando facciamo il pieno alla nostra autovettura, quando paghiamo la bolletta della luce o del gas metano, il bollo dell'auto o l'assicurazione della nostra auto, non vanno a sostenere le attività di salvaguardia ambientale per le quali sono state introdotte. I 3 grandi capitoli su cui insistono le imposte verdi sono energia, trasporti e inquinamento. Come se non bastasse, i cittadini che risiedono nel territorio gestito dal consorzio sono sottoposti ad un ulteriore balzello per l'utilizzo dell'acqua. Le province su cui pende la spada di Damocle della soppressione stanno cercando di cannibalizzare i consorzi per appropriarsi di un'ulteriore delega che giustifichi la loro esistenza. Non ci illudiamo che si stiano preoccupando di evitare sprechi, ma ciò che è chiaro a tutti è che nel paese il territorio non è salvaguardato con l'attuale sistema istituzionale e qualcosa va fatto.